Buongiorno, auguri, buon anno. Happy New Year, everybody. Come on, let's do this. Today, manuale di dizione. Let's have some information, basic and preparatory about the diction in Italian, right? At all level, okay? From literature to music, okay? All the mechanism and terminology pertaining the diction. Meccanismi di primo livello. La dizione, the diction, è quella disciplina che si occupa dei meccanismi della fonetica articolatoria, cioè di produzione del linguaggio orale. L'ortoepia è lo studio dei singoli fonemi, suoni e della loro pronuncia corretta. Omografi, parole scritte allo stesso modo, ma dal diverso significato. Ancora, ancora. Spesso, non sempre, gli omografi non sono omofoni, ossia sono scritti allo stesso modo, ma hanno una differente pronuncia o perfino una diversa accentazione. Vedremo un elenco di esempi più completo tra qualche pagina. Omofoni, parole che hanno la stessa pronuncia. Sole, inteso come astro, e inteso come plurale femminile di solo. Accento. In dizione facciamo riferimento all'accento tonico, cioè che determina l'intonazione di una parola. Abbiamo due tipi di accento: accento aperto o grave, A, E, O. Esempi di accenti aperti in parole tronche comunemente conosciute: città, verità, cioè, caffè, sarò, avrò, eccetera, eccetera. Guys, in this reading, even more than the other sessions, I will read the syllable by syllable. All right, very discriminatory, ok? Accento chiuso o acuto, I, U, E, O. Esempi di accenti chiusi in parole tronche comunemente conosciute: perché, se, ne, virtù. Naturalmente non c'è da considerare soltanto l'accento delle parole tronche, con accento sull'ultima sillaba, perché in realtà tutte le parole hanno l'accento a prescindere dalla sillaba in cui si trovano. Se non l'avessero, sarebbero parole senza tono, atone. L'accentazione, molto importante. Prima di addentrarci nello studio delle regole della dizione, è bene imparare a porre gli accenti nella maniera corretta, ossia prima di studiare se una parola è da pronunciarsi con accento aperto o chiuso. È bene imparare dove questo accento debba cadere, naturalmente. Posizione e suddivisione nella lingua italiana. Dividiamo le parole in tronche. L'accento cade sull'ultima sillaba, per esempio caffè. Piane,
l'accento cade sulla penultima sillaba, esempio matita. Sdrucciole, l'accento cade sulla terzultima sillaba, esempio telefono. Bisdrucciole, l'accento cade sulla quartultima sillaba, esempio capitano. Alcune rare voci verbali possono essere anche trisdrucciole o quadrisdrucciole, con accento rispettivamente sulla quintultima e sestultima sillaba. Esempio fabbricamelo, recitamelo e fabbricacene. Importante. Dallo schema sopra riportato possiamo capire che ogni parola è dotata di un solo accento. L'accento può cadere solo su una vocale, una per ogni parola, mai di più. Okay, guys, just a brief introduction to the diction. All right, so we will go ahead. I will put the link of this amazing manual where you were to all those really interested in perfectioning, okay, the diction from a musical side and also from the literary reading side. You will really have a very precious base, okay, with this manual. Thank you guys, see you next, bye.